ringrazio ovviamente la Repubblica di Slovenia e il Presidente Pahor per aver voluto insignire me in qualità di Presidente di Regione Friuli Venezia Giulia di questa onorificenza, ma soprattutto per le motivazioni che testimoniano questa alleanza storica tra l'Italia e la Slovenia, tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, che poi si concretizza nella vita quotidiana dei nostri cittadini. Una vita quotidiana che chi non vive un'area di confine non si rende conto. Ma vivere il confine vuol dire vivere veramente da una parte e dall'altra rispetto agli impegni della giornata, e questa è la ricchezza, penso anche possa essere un simbolo dell'Europa. Che ruolo hanno avuto le rispettive minoranze al riguardo? Le minoranze sono state anche nei momenti più difficili, perché oggi viviamo un confine aperto, un confine di unione, non di divisione. Però ricordo che fino a qualche decennio fa non c'era questa unione, anzi c'era una netta divisione del confine, e le minoranze sono state quelle che in realtà hanno tenuto vivo lo spirito unitario tra la comunità italiana e quella slovena, e tra quella slovena e quella italiana. E quindi a loro dobbiamo anche ovviamente ringraziare, perché se la fiamma non si è mai spenta anche nei momenti più bui, e oggi la fiamma è diventata un fuoco, lo dobbiamo al lavoro che è stato fatto delle volte magari in silenzio, ma è stato portato avanti e non si è mai arreso. Questa onorificenza arriva al termine del mandato del Presidente Pahor, quindi forse ancora qualche parola riguardo ai rapporti col Presidente. Devo dire che il mandato, anzi 2 mandati del Presidente Pahor hanno dimostrato come un Presidente come Pahor possa rappresentare un modello europeo. Lui non ha parole con la retorica. Si è impegnato in prima persona a favorire e rafforzare i rapporti, in particolar modo con i paesi limitrofi e non solo. E dicevo che è un esempio europeo perché soprattutto in un momento in cui l'Europa sta affrontando delle sfide epocali, la guerra in Ucraina con l'invasione della Russia in Ucraina, la crisi energetica, la crisi delle materie prime, la crisi delle migrazioni illegali. In questo momento servono persone che abbiano l'autorevolezza del Presidente Pahor per unire i paesi europei a trovare soluzioni condivise, a capire che gli egoismi dei singoli paesi non saranno mai un vantaggio se non invece si valorizza un'unitarietà europea per delle scelte che possono andare a vantaggio di tutti. Pahor di questo ne è stato un esempio, e lo voglio anche ringraziare per questi suoi 2 mandati, perché ha rafforzato sicuramente non soltanto la Slovenia ma l'Unione Europea stessa. La Slovenia ha appena eletto la nuova Presidente, che cosa le augura e che cosa si aspetta da lei? I migliori in bocca al lupo ovviamente, perché prendere anche l'eredità di Pahor non è facile, e quindi gli faccio veramente i migliori in bocca al lupo, sapendo appunto questo momento difficile che sta vivendo l'Europa. Sicuramente avrà da affrontare delle sfide difficili. Quello che voglio dire è che troverà sempre la massima collaborazione e amicizia da parte di Regione Friuli Venezia Giulia, e su questo mi auguro di avere l'occasione e l'onore di poterla incontrare presto.